Amici bellini, vi regalo il video mattutino, quello che vi svegliate, vi pigliate un buon caffè e ci godiamo ancora. Non è ancora il momento di pompierare. Pompieriamo in live più tardi stasera, ma adesso godiamocela ancora. Cominciamo. Allora, come promesso, Aaron, benvenuto e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Abbiamo sfondato i 14.000, ci stiamo divertendo. Grazie per i like, non ho controllato, lasciatene 1926. Anzi, forse queste dovrebbe avere ancora più like perché torniamo ai vecchi tempi. Facciamo un'analisi tecnico-tattica con parecchie immagini, con pagelle. Le parole di Spalletti le scorro proprio velocissime, quindi lasciatemi un like per la velocità, perché sono talmente tante cose che vi vorrei far vedere. Mi sono riguardato la partita, anche quello che avevo visto da telefonino, ho scoperto tante cose e siete fortissimi. Fatemi dire una cosa alla mia community dei tifosi del Napoli che si sono resi conto, ho visto dai commenti, già nel commento a caldo mi avete descritto bene la partita, che il Napoli, insomma, quello che ha fatto Zielinski, la partita di Zielinski, quello che ha detto Spalletti. Allora, momento difficile, le difficoltà, i momenti di difficoltà, sì, abbiamo avuto anche un po' di fortuna. Lo stadio, perché in Italia non si fanno stadi così che lavorerebbe un sacco di gente, dice Spalletti. Napoli ha retto, è segno di crescita, è uno spasso allenare questi giocatori. Zielinski meritava di tirare il secondo, un grazie a Raspadori. Guardate, trovatevi un fidanzato come Spalletti guarda a Raspadori. Vorrei pure mettere delle immagini, non so se lo posso fare, rischio tantissimo con la UEFA, però ci proverò perché sono tante cose belle, solo cose belle. Cose brutte è come il mondo chiama Chivas Kvaratskhelia, però vabbè, non ci potremmo fare niente. Quindi dove è stato bravo il Napoli a mantenere la lucidità dopo l'inizio difficile e dopo i rigori sbagliati. I subentrati subito hanno trovato il ritmo. Zielinski andare di nuovo e personalità, andare di nuovo a tirare è segno di personalità sicuramente. Il regalo più bello di questa serata sarà quello che vorrà ricevere nei prossimi giorni il Milan. Questa è una domanda proprio testuale, attenzione. Quindi se ne va Spalletti per giri di parole, senza timori, il sogno dei bambini. In futuro dobbiamo continuare così, se più soddisfatto della difesa o degli XG creati, mettiamole insieme. E in realtà lui parla di una terza cosa, delle seconde palle, e infatti sì ragazzi, perché questa sono le parole di Spalletti, ma questa è la partita, questi sembrano i 10 comandamenti. No, arriviamo velocissimi su Spalletti. Ce la farò sotto i 20 minuti, secondo me ce la posso fare. Quindi le seconde palle, Kim Rachmani molto bene, ma anche Mario Rui, Di Lorenzo parte dal 9, eccetera eccetera. I 3 gol delle riserve non si devono chiamare riserve perché ogni 3 giorni più 5 sostituzioni. La fortuna è, per esempio, dov'è che è stato fortunato? È che poi alla fine Simeone lui lo pensava più adatto per questa partita, ma poi segna Raspadori. Si tiene fuori il migliore perché poi lo sfrutti dopo, quindi Spalletti riesce a dare dei cioccolatini anche a tutte le riserve, anche mentali, importantissime. Ndombele idem, deve capire e accettare. Se Ndombele capisce e accetta che poi subentrando dopo può essere anche decisivo, mi risolto. Tactical challenge fino al cartellino rosso, gli fanno una domanda in inglese, il traduttore la fa malissimo, Spalletti capisce e non capisce e alla fine dice una buona squadra. Il Rangers sfortunato all'inizio, arbitro perfetto, veramente perfetto, al limite della perfezione. Meret bene anche nelle uscite e di più con i piedi. Kvara esaltato troppo da voi, dai giornali praticamente, e poi diventa egoista. Il gol di Ndombele di chi è? Dice Spalletti, chiede, e io vi ho risposto nel commento a caldo, è di Anghissà, e quindi ho ragione io, e in conferenza nessuno ci ha risposto Anghissà, e quindi male in conferenza. Bravo Spalletti. Politano, la fase difensiva più il rigore, per voi vince uno solo, per me vince il collettivo. Tutto giusto Spalletti, sono tutto d'accordo con te e va bene. Solamente una tirata di io capisco che stai gestendo Kvara in un certo modo, lo capisco benissimo, però anche Kvara, e lo dimostrerò, ha fatto fase difensiva. Allora ragazzi, partiamo. Io ho pure pronte le pagelle, però prima di fare le pagelle, guardate, no, non ce le ho pronte, le dobbiamo fare proprio al volo, ma in realtà
realtà io sono pronto per farvi vedere prima delle cose. Allora, aggressione su Simeone, Simeone che perde palla, c'è il primo colpo di testa fuori loro, i primi brividi, Amir Rachmani che cerca di uscire palla al piede, la deve buttare in calcio d'angolo, subito brivido. Poi Zielinski comincia la sua partita, prende praticamente un incrocio dei pali che sta ancora tremando, e Zielinski, ragazzi, meriterà un voto alto, sappiatelo, poi dopo ci arriviamo. Comunque vi voglio far vedere prima gli screenshot che ho scelto, perché secondo me sono carini. Questo primo screenshot sono enormi, così non c'entra più, ne scusatemi, perché poi viene troppo lungo il video. In questo screenshot vi volevo far vedere il buon movimento di Simeone, che qui aveva chiamato una buona palla a Politano, che però non è riuscito ad avere quella visione nel metterla tra i due difensori, e sarebbe stato Simeone da solo davanti al portiere perché se l'era bruciato il difensore. E quindi questa è una prima cosa. Simeone ha fatto un'ottima partita, ha fatto la lotta, ha fatto i movimenti che doveva fare. Sembra, mo dico una cosa, come abbiamo detto di Rachmani, come abbiamo detto di Oliver, di Kim, un attaccante normale, che però fa le cose bene e può essere anche meglio alle volte. Non lo so, deve essere bravo Spalletti a gestire. Al 18° e 56 secondi vi devo far vedere questa cosa. È importantissima, è importantissima. Scappa in contropiede il Rangers. Guardate qua sopra chi ci sta. Benissimo, l'avete visto e siamo d'accordo. Dopo esattamente 10 secondi, guardate chi va. Proprio lì. A chiudere su Kent, che è stato un castigo di Dio. Kent, bisogna dire che Di Lorenzo l'ha sofferto, e io poi vi leggo tutte queste cose. Quindi Kvara l'ha fatta la fase difensiva, già con questo potremmo togliere. Sui 10 comandamenti vi devo fare tutta la partita, perché è stata una partita europea con tantissime occasioni. Che bellezza, che bellezza. Facciamo vedere anche cose belle. Guardate come sono piccini, ma li ingrandiamo. L'abbraccio tra Anghissà e Mario Rui, che non si erano capiti, un passaggio, una cosa, va benissimo, si abbracciano, e ci sarà un altro abbraccio dopo che vi devo far vedere. Altra diapositiva su questo rilancio del portiere. Guardate Zielinski dove sta, vicino Simeone, al punto che sembra un 4-3-3 con Zielinski, Simeone, Politano. Questo per farvi capire che cosa, che come ci ha detto Spalletti, prima di tutto Zielinski sì, parte un po' più dietro, ma alla fine là finisce. E poi è importante anche quello che noi consideriamo praticamente mai, e che sanno gli allenatori e nessuno glielo chiede, quindi è difficile pure saperlo. Certi movimenti nella fase difensiva, le preventive, dipendono dagli avversari, dipendono da quali sono state le cose che gli hanno detto. Perché Domenichini fa leggere tutto quel papiello a Zerbin e a quell'altro e a Oliveira? Perché ci sono compiti da svolgere su giocatori specifici. Il terzino loro che era particolare, insomma vabbè, noi vogliamo fare il calcio, l'ambiente focoso non va, si può studiare il calcio, e poi non è difficile, non è una materia difficile. Qua che cosa vi voglio far vedere? Questo è l'inizio del secondo tempo, dove praticamente brivido batte il Napoli. Kim cerca di servire Politano, viene intercettato il passaggio, ma Politano fa uno scatto e la recupera. Comincia il partitone di Politano nel secondo tempo, che secondo me finisce migliore in campo. Questo è il bellissimo cioccolatino che Zielinski offre a Simeone di prima. Simeone poi si involerà e prenderà il fallo da rigore. Questo avviene, indovinate un po' da che cosa? Da un rilancio con i piedi di Meret lungo. Lo ribattono di testa loro così, ma non è detto che lo ribattono bene. Infatti poi il centrocampista la spuccia male. Zielinski di prima serve Simeone. Allora si può fare ogni tanto una pallata, si può fare senza fazzoletti, si può fare molto bene. E qui che vi faccio vedere, questo è un altro incredibile intervento. Praticamente se ne va il numero 10, mette questo cross al centro. Guardate Politano dove sta. Riuscirà Politano, fidatevi di me, ad arrivare su di loro, penso sarà ancora Kent quello là, e a chiudere su. Che partita difensiva che ha fatto Politano. Ecco perché poi Spalletti lo sottolinea, perché è stato bella vistosa. Altra cosa bella, al rigore di Politano c'è Di Lorenzo lì che si occupava a parlare con gli arbitri, molto bene, molto bene, molto bene. Guarda questi due che si abbracciano.
Kvaratskhelia e Zelinski, perché Kvara lo voleva tirare lui e Zelinski ha detto non ti preoccupare, ma tu non ti preoccupare che li hai sbagliati, ma quando mai, ma che tu dica fa. E quindi in ultimo ci vediamo quest'altra diapositiva dove qui ragazzi Kvara, che guardate come dietro in difesa, che è venuto ad aiutare Mario Rui con le scolle in fronte, Lobotka che stava aiutando eccetera eccetera, qua gli tira la maglietta e Morelos, mi pare fosse Morelos, poteva e doveva essere ammonito per la seconda volta, ma l'arbitro è stato bravo a non infuocare l'ambiente, perché poi sarebbero state tutte mazzate con 2 espulsioni, con lo stadio focoso e quindi 2 espulsioni la squadra in casa. Ha capito che non c'era bisogno, molto bene. Allora facciamo le pagelle perché sennò non la finiamo più. Eccoci qua, eravamo in bianco, la maglietta bianca non dispiace, la preferisco con il risvolto, con le manichette che diventano azzurre, perché sennò resta solamente la cosa del Napoli, ma ti lamenti sempre, sono piccolezze che va bene. Quindi l'aggressione l'abbiamo vista, Amir l'abbiamo visto, il palo di Zielinski l'abbiamo visto, Mario Rui salva su Tavernello, salva, Meret paratona, tiro da fuori, Simeone parato, assist di Zielinski, recupero di Kvara e ve l'ho fatto vedere, 2 facili interventi di Meret, dopodiché Kvara fuori su assist sempre di Zielinski, ha fatto un partitone di assist, Anghissà perde palla e Politano la recupera, anticipi di Kim e Amir di testa tantissimi, perché loro facevano queste pallate ma noi siamo stati molto attenti, le punizioni di Zielinski tutte pericolose, ben tagliate, quindi sui calci di punizione forse abbiamo individuato chi è lo specialista quando è in campo, è Zielinski, perché quando sta così bello concentrato i calci di punizione li fa belli tagliati, mancava solamente il colpo finale, una volta l'ha mancata Anghissà, una volta Kim, una volta Di Lorenzo, i rigori forse no. Serve più rincorsa, ne parlavo con Guido e vediamo stasera di approfondire, serve più rincorsa, altrimenti se fai poca rincorsa la devi piazzare, invece è un tiro di potenza che non ha potenza e così non va bene. Dopodiché Di Lorenzo la caviglia, vi siete messi paura quando ha messo male la caviglia così, perché tanto Zanoni non gioca. Zielinski sontuoso, falli laterali più gli allunghi, si fa vedere sempre senza sosta, veniva fino in difesa a farsi vedere, ad ogni fallo laterale era lui che faceva il movimento e il contromovimento per farsi vedere e prendersi responsabilità e farsi sempre e dare sempre una soluzione ai compagni, così va benissimo. Kvara fuori di poco, dopodiché finisce il primo tempo, l'errore di Kim l'abbiamo visto, Kvara di sinistro parato, serve a me per ricordarmi le cose, voi l'avete vista la partita. Politano fuori, sempre su assist di Zelo, rigore netto, abbiamo visto qua Zielinski di prima, arbitro, i fischi, ne parlavo con Alberto, ne parlavamo anche l'anno scorso, ci sono certi arbitri, non so se parlavamo di questo arbitro qua, che la durata del fischio ti fa capire anche l'entità del fallo. Sì, piccolo fischio non è un fallo gravissimo, è un fallo più grave, quindi è quasi già un richiamo, calmo, personalità, non si smuoveva proprio, grande arbitro. Quindi la palla lunga di Meret, ne abbiamo parlato. Di Lorenzo meglio in avanti, si può dire, penso che si possa dire, mi sembra un pochino più a suo agio in avanti a spingere, a creare anche dei cross così che possono diventare pericolosi. In difesa lo sto vedendo un po' più in difficoltà, speriamo perché molte delle loro occasioni sono venute dalla parte di Lorenzo. Politano ancora un salvataggio e poi c'è il Politano gol, e vi anticipo che siamo a 13 minuti di video, quindi se lo vedranno in pochi, ma quei pochi sono i migliori, domani o stasera o oggi, insomma in questi giorni parlerà Giuffrida dirà testuali parole, ve l'ho detto ieri, quindi non c'è problema, dirà che Politano è il miglior rigorista d'Europa e che le deve tirare lui, poi mi telefonerete, sono sicuro che è così. Zielinski parato su assist di Lorenzo, entrano Olivera, Raspadori e Zerbin, per i soliti che vedete, perché praticamente qua fa cambi per cambi, Raspadori per Simeone, Olivera per Mario Rui e Zerbin per Politano. Zerbin per Politano mi piace proprio assai, sappiatelo, ha avuto un buon impatto, mi è piaciuto tantissimo e io dico un'eresia, Di Lorenzo non si tocca, grande capitano, io ho fatto anche complimenti ieri per il capitano che sta dimostrando di essere, riposta le cose, le foto dei compagni, tutti lo vogliono bene eccetera eccetera. Zerbin alla Zambrotta diventerà un grande terzino, sentitemi bene, sentitemi a me, e lo puoi mettere da tutte e due le parti, e secondo me è un grande terzino e secondo me è meglio di Lorenzo, ma lasciamo perdere. Quindi Kvara alto su assist di Zielinski, poi entra Ndombele che entra benissimo, e quando lo metti al posto di Zielinski anche con un po' più di
di licenza di offendere senza dover fare il play qua giù. Vi sarete resi... Vabbè, è troppo tardi. Vi sarete resi conto che non ho fatto le pagine, mi sono dimenticato e le sto mettendo i numeretti così. Pubblicità. Ndombele va bene. Oltretutto è entrato bene in una partita dove loro erano già in 10, erano già stanchi, quindi lui risultava al pari con gli altri, però è entrato molto bene, ha fatto degli 1-2, ha perso dei palloni e li ha rirecuperati, è arrivato poi alla fine al gol e se lo meritava pure. Zerbin parato su assist di Ndombele. Il gol di Raspadori è una perla, fanno uno scambio lui e Olivera che va fino in fondo, importantissimo, lui col corpo mantiene, perché Spalletti ce l'ha detto che lui è tosto fisicamente, anche se è piccolino, si mantiene col corpo, fa il gol di sinistro molto bene. Raspadori ha anche avuto un ottimo impatto a venire fino a qua, ha fatto proprio il centravanti, veniva fino a qua pure ad aiutare, ma a un certo punto ha fatto cose da centravanti, smistare di tacco, smistare di prima, mantenere, e che impatto incredibile. E poi entra Elmas per Kvara, Elmas fa un paio di scorribande anche interessanti. Insomma ragazzi, tatticamente c'è poco da dire, questa era la partita che ci dovevamo aspettare. L'unica cosa che non mi aspettavo era Mario Rui a posto Olivera, ma aveva senso anche per non poi deprimere Mario Rui e mi dice magari a Champions ma io con solo Olivera e io faccio il campionato. Non era il caso, quindi secondo me ha fatto bene Spalletti. E se i ragazzi veramente capiscono che questo, sto mantenendo sotto i 20 minuti già, se veramente i ragazzi capiscono che nessuno deve essere titolare nelle riserve eccetera eccetera e si mentalizzano tutti quanti, noi ci togliamo delle belle soddisfazioni. Non la dobbiamo vincere questa competizione senza dubbio, dobbiamo affrontare squadre più forti. L'avete visto il gol di Holland con quella trivela di Cancelo? Holland ha fatto un gol alla Ibra di tacco al volo, cioè ci sono squadre con dei talenti che non ce li vediamo proprio, però la nostra piccola squadra fatta di giovani entusiasti affamati, anche scarsi, ogni tanto lo diremo, è bene dirlo adesso quando si vince, che adesso tutti guardano ma come scarsi. No, facciamo conto che sono scarsi. Vedi che poi dopo ci esaltiamo di più. La Serie A è scarsa, sono tutti scarsi, anche i nostri sono scarsi. E quando poi gli scarsi ti tirano fuori la prestazione con Liverpool, la prestazione con Ranger, allora bene, ma che bello, e te lo godi anche di più se parti dal presupposto che sono scarsi. Se pensi che Osimhen e Holland e che Olivera e Cancelo e che Raspadori e Mertens già magari lo diventerà, però se pensi che sono così ci resti male quando poi invece Raspadori fa la partitaccia con lo Spezia e quindi senza poi quel gol chissà se l'avremmo trovato con questa forma anche mentale. Mi fermo qua perché tanto andiamo live tra poche ore, dicevo, nel frattempo si è spento tutto, quindi per questo mi sono dovuto bloccare. Da New York si gode a pazzi, Valerio Fluido è tutto. Qualcosa ho dimenticato, lasciatemi molti più like perché me li merito, perché faccio tardi la notte per portarvi i contenuti la mattina e continuiamo a godiamocela tranquillamente, che vogliamo di più. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.